Carissimi amici di Archeosarrabus, aspetta che c'ho il sole davanti. Oggi siamo in territorio di Villapuzzu, nella zona del monte del Castello di Quirra. È Torra, direte voi, lo so, ci siamo venuti un sacco di volte, ma c'è un sacco di roba da vedere. Oggi, guardate, c'ho anche delle guide di eccellenza oggi, le nostre socie del lato nord del Flumendosa, che stiamo andando a vedere due nuraghi, anzi intanto ne guardiamo uno, poi se ci rimane tempo ne guardiamo due. I nuraghi in questione sono Gruttas e Cogolazzu, che sono praticamente confronto al castello nel lato ovest del monte. Il sentiero che stiamo seguendo è agevole, come potete vedere, un sentiero bello definito, ma la cosa curiosa è che è completamente disseminato di questi resti di terracotta, non so se lo vedete, destra e giù. In questa zona hanno trovato anni fa una tomba romana, questa località iringiana, famosa per questa tomba che è stata ritrovata qualche anno fa, e quindi una zona abitata, oltre che in epoca nuragica come stiamo andando a vedere, anche poi in epoca romana e a seguire medievale fino ai giorni nostri. Lo stavamo superando, guardate, c'è comparso così inaspettatamente, nascosto qua in Sallua, pianta con cui io ho un rapporto, e guardate i muri qua, che strano, come se ci fosse stata una feritoia qua. Vabbè, adesso si vede qua. La caratteristica di questi nuraghi sia questo, che è quello che c'è più avanti, così come l'altro lì nella zona della chiesa di Santa Maria Sograru, è che sono stati costruiti in questi bellissimi blocchi di calcare, perché tutta la montagna qua è fatta di calcare, come abbiamo visto anche per esempio nella grotta dei Giannicumeli, quei colori bellissimi, quei blu dati appunto da questo materiale. Ecco qua ci sono, sì vabbè, c'è tanto crollo, anche difficile un po' da leggere, però allora sicuramente qua c'era una torre, ci sono le tracce di una torre, una è lì, vero Robby? Ce n'è una là anche, guardate la distanza dell'altra. Adesso dove c'è Robby, lì ce n'è un'altra, quindi una struttura sicuramente importante. Tutte queste pietre piccoline, queste sicuramente hanno... Ah, ecco qua c'è la traccia di un altro... Ah, ho visto anche un'altra cosa, ho visto una trave, può essere? Adesso mi avvicino. Allora, io volevo... Ah, e poi sì, ce n'è un'altra là. E qui c'è quella fessura che porta... Ah! No, aspetta, vago, guarda. Cioè, sembra un corridoio che da lì viene verso qui, però vabbè, da qui non si esce. Come se fosse... E qui bisognerebbe capire se sotto questo crollo c'è magari qualche nicchia o qualche corridoio laterale che va destra-sinistra, perché da questa parte no, non c'era un'uscita, probabilmente c'era una feritoia, comunque una finestrella. Bisogna capire, però ripeto, c'è molto crollo. Che meraviglia, guardate quanto è grosso il muro. Intanto continuiamo a collezionare nuraghi costruiti su questi blocchi di roccia preesistente, quindi inglobandoli anche. Questo usa la stessa strategia, ma non può mancare il classico giro panoramico. E voilà, guardate che visuale, non passava gatto che a Gruttas non lo sapevano. E tra l'altro lassù
Lassù c'è l'altro nostro obiettivo, il nuraghe Kogolasu, e dietro questo olivastro si intravedono due grotte, di cui una è su Stampusesi, il famosissimo Stampusesi di cui parla anche Roberto Leda nel suo libro, e Dulcis in Findus, guardate là sopra, il castello di Quirra. Sicuramente è una zona molto ricca e molto interessante, che merita di essere visitata e necessita di una pulitina che non tarderà. Prima di andare via ci vediamo quest'altro livello un po' più a nord. Sicuramente l'intento era quello di costruire un terrazzamento. C'è ancora la traccia di questo muro, qua la vedete, e quindi è pieno, qua tutto intorno è pieno di muri intere. Aspetta che sta arrivando. Cess, c'è per arrivare a domo. Quello è Stregiu. Lo mettiamo nel suo lavandino, guarda qua. Ah, eccolo. Ecco qui. Poi dove lavavano i piatti. Cioè, questa pietra è bellissima. Bene, quindi andiamo a vedere i buchi adesso. Allora, nel frattempo che parliamo di Scudrogius e di Telai d'Oro, abbiamo fatto un piccolo cambio di programma e stiamo andando a vedere Easy Stampus invece che il nuraghe, quindi siamo anche quasi arrivati. Io ho un ricordo travagliato di questo posto perché da ragazzino ero rimasto a Picau. Qualcuno che guarderà il video se lo ricorderà perché era presente, sono sicuro che arriverà il commento. C'è anche qua. Intanto guardate che belle queste rocce. Qui cambia anche il colore, da questo grigio blu a questo rosso beige. Che meraviglia, che spettacolo, ragazzi. Eccoci giunti. Lo sentite il riverbero del suo stampo, laddove osano solo le capre e l'ortica. Guardate. Siamo. Cioè, guardate la dimensione. Da giù, cioè, si vede che è grande, però non così grande. Che bella che è questa pianta di fico che resiste alla siccità. Ma questa si ferma qua o prosegue all'interno? Allora, una piccola curiosità che io non conoscevo, tra l'altro scoprendo ora. Non so se voi qua leggete questo nome scritto sulla roccia, Berengario I. Praticamente è il nome di questa via. Questi ganci che sono stati attaccati nella roccia, che sono, diciamo, delle vie per gli arrampicatori. Qua c'è Donna Violante e poi a seguire gli altri.
Siamo sulla via del ritorno. Per oggi mi sa che la gita finisce qui. Cosa ne dite? Ci tocca tornare? Torneremo, tanto voglio dire, non è neanche difficile arrivarci, quindi. Dal monte del Castello di Quirra è tutto. Ci vediamo alla prossima.